Sulla notizia, stamattina non abbiamo altri ospiti, mi dispiace moltissimo perché mi tocca aprire le linee telefoniche 0260 con grandissimo piacere 02 66 20 35 29 per chi vuole intervenire, mentre adesso riavviamo il computer per cui poi rilanciamo anche gli SMS che già ci sono e i WhatsApp, messaggi scritti o audio via WhatsApp al 346 6427 756. Ci sono alcuni messaggi scritti, uno è molto sintetico: ciao Giulio, chi l'ha scritto alle 8.53 lo saluto, chiunque sia. Poi Matteo al 49,89%, Giovanni da Verona, Veneti già monitorati, attenzionati da tecnici casta, no. Bacioni a tutti, alpini, contadini, casalinghi a nostra garanzia. Cainarca, coccoli conduttori di Radio Radicale che piangono perché non hanno più fondi pubblici per le proprie battaglie, tratti male chi osa criticare gli ebrei per i loro soprusi verso i palestinesi. Radio Padania inizia a starmi sullo stomaco. Non è obbligatorio ascoltare Radio Padania. Chi critica Radio Radicale non l'ha mai ascoltata. Università Popolare, 23 anni senza convenzione, è nata fuori ma dentro al palazzo. Ricordo che la radio nacque per restituire il finanziamento pubblico. Bravo Maurizio. E chi ricorda Antonio Russo? Ve lo ricordate? Appunto. Bolognetti, quante volte in 43 anni Radio Casta Radicale ha parlato di Salvatore Meloni? Ipocrita, scrive un altro ascoltatore. 2 sono le telefonate, adesso riavviamo anche il WhatsApp. Pronto? Pronto. Buongiorno. Ti ho riconosciuto al volo. Basta una sillaba. Volevo fare una domanda a Bolognetti, ma non ci sono riuscito. Te che la fai domani. Allora te lo dico a te, poi vediamo se mi rispondi tu o lui. Sì. Bolognetti dice non è un finanziamento pubblico, ma è un servizio pubblico. Perfetto. Io domando, ma dove è scritto che un servizio pubblico stipulato fra 2 contraenti non possa essere rescisso una volta e lo debba durare a vita? Assolutamente. Sono d'accordo con te. E allora perché questi signori vogliono i soldi e gli altri non possono beccare il becco di un quattrino? Allora, c'hai un minuto, Enrico, che facciamo un piccolissimo ragionamento, perché io volevo chiarire il mio punto di vista e anche il motivo per chi non l'avesse capito, per cui ho deciso di dare un tot minuti al giorno all'amico Maurizio, che tra l'altro è un amico, ma questo a prescindere dalla questione di Radio Radicale non c'entra niente, stiamo parlando di 2 cose diverse, per un motivo molto semplice. Il mio ragionamento è questo qui. Discutiamo di tutte le condizioni, facciamo la gara, facciamo la convenzione, diminuiamo i soldi, 10 milioni sono troppi, facciamo un'analisi, una due diligence, come dicono quelli che parlano bene, no? Cioè ci mettiamo lì una società di revisione, una roba certificata e diciamo questa radio con questi dipendenti funziona, costa così, deve costare così, il massimo è si finanzi in parte magari in altra maniera, però magari tuteliamo quello che comunque è un bene che da 43 anni esiste, una realtà che da 43 anni esiste. Facciamo tutti i conti, tagliamo quello che c'è da tagliare, ma a me quello che non mi va giù, te lo dico chiaramente Enrico, è il discorso di base, quella è la filosofia che ha ispirato questa cosa qua. Cioè voi dovete morire, morite, non me ne frega. Ecco, vedi, questo è il punto. Allora tutto il resto, come diceva Borghi la settimana scorsa, ragioniamo, tagliamo. Io per quanto mi riguarda, e lo dico chiaramente, sono a favore delle sovvenzioni pubbliche, come diceva prima anche Maurizio, sono perfettamente d'accordo, delle sovvenzioni pubbliche a iniziative anche di partito, perché i partiti non sono quella merda che ci hanno voluto dire, sono fatti anche di merda, ma come sono fatti di merda, scusate il linguaggio, tutte le persone individuali. Ciascuno di noi è fatto in parte di merda e in parte di roba bella, no? Quindi i partiti non fanno schifo per definizione, in più rappresentano anche delle istanze collettive, popolari, delle idee. Per me finanziare con una certa quota le iniziative informative anche dei partiti è giusto. Io rimpiango anche la voce repubblicana, se te la devo dire tutta, no? Tanto per dire, perché più voci ci sono, meglio è. In un'epoca nella quale si tende sempre ad accentrare, a ridurre a uno. Anche i 5 Stelle che erano nati con sta storia de uno vale uno, sono diventati uno e basta sostanzialmente, no? Quindi muori tu che sei diverso da me. Questa roba qua non mi piace. Questo è il punto. A me non piacciono proprio i 5 Stelle. No, per carità. A parte ciò, io dico, noi abbiamo
comunque in ballo ancora in Rai un GR Parlamento che ha un costo. Allora cominciamo a dire cosa facciamo? Un doppione, e sono soldi che si spendono. Facciamo i concorsi pure. Radio Radicale però dovrebbe imparare anche ad autofinanziarsi. Benissimo. Perché la Radio Padania sta facendo questo. Benissimo. E come Radio Padania qualche altra radio che non voglio nemmeno nominare, ma mi hai capito. Sì, per cui d'accordo, che sono il fatto che Bolognetti mi faccia lo sciopero della fame per ottenere i finanziamenti, no, deve dire possiamo fare i concorsi, ma questi invece vogliono i soldi, a mio avviso. No, ma anche la gara, tutto quello che vuoi, però e parliamone. Questo è il punto. Comunque ci siamo capiti, vedi che la mia posizione non è tanto diversa dalla tua. Sono d'accordo. E poi io sono d'accordo anche con le tue tesi, anche le tue ci stanno. Vedi? Possiamo metterle insieme tutte e due, secondo me. Vediamo cosa ci viene fuori, un mixer. No, non tanto. Viene fuori un ragionamento. Va bene, Giulio, grazie. Lasciamo spazio agli altri. No, grazie a te Enrico. Ciao. Grazie Enrico. C'è un'altra telefonata 02 66 20 35 29. Poi ci fermiamo un attimo per leggere tutti i messaggi, compresi gli insulti. Non abbiate paura, anche gli insulti fanno parte della vita. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Pronto? Sì, la sentiamo signora, prego. Salve, sono Anna. Mi scuso per la qualità pessima della chiamata, ma sono in macchina. La sentiamo. No, mi riferivo alla vicenda di Tuperlo e del suo disprezzo nei confronti delle persone che hanno votato Lega, a suo dire, con bassa scolarità. Io sono laureata, svolgo l'attività di avvocato e per la prima volta ho votato Lega convintamente e penso che tutto sommato, finché le istanze delle persone di centro e di destra e di sinistra siano portate avanti da questa gente che davvero si esprime in questi termini e che quindi rappresenta la peggior categoria di radical chic che si possa immaginare, la Lega probabilmente governerà altri 20 anni e questo mi fa solo che piacere. L'altro problema... Lei quindi è una nuova elettrice? Assolutamente sì. E davvero sono sicuramente stata portata a votare Lega dalla fascinazione in qualche modo che esercita Matteo Salvini anche su persone che non hanno in precedenza votato questo partito. E con la laurea? Vabbè. Però, insomma, io detto questo credo che siccome il diritto al voto è universale, forse anche quelli che hanno la terza media devono poterlo esercitare, che ne dica tutto. Detto questo, l'altra questione che veramente mi pare che in qualche modo sarà oggetto anche di ve l'abbiamo persa purtroppo questa telefonata. Adesso io do conto degli altri messaggi via SMS. A Lampedusa e Riace si presume abbiano votato maggiormente Lega per l'immigrazione. Che risposte darà il Ministero dell'Interno anche a loro sull'immigrazione clandestina, che col reato attuale il mondo intero ha campo libero di invaderci con la certezza di circolare liberi? Non mi pare così. E poi una bella piattaforma editoriale a spese dello Stato di tutte le radio politiche senza pubblicità con massimo 1 milione di euro. Chi ci sta? Noi sì, Radio Casta Radicale no, scrive un altro ascoltatore. E allora diamo conto anche degli altri messaggi arrivati stamani, dalle 7.40 in avanti. Vedere i 5 Stelle litigare per aver perso 3 seggi in Europa rispetto al 2014 e poi dicono che non sono legati alle cadreghe. Buona giornata, Cainarca, Alex da Salò. Poi c'è un altro messaggio, semplicemente un pollicione che fa l'ok, è ricambiabilissimo. E poi buongiorno, ma come si chiama il ministro degli esteri? Mai pervenuto in nessuna crisi un anno di governo. Moavero? Punto di domanda. Festività in Austria, Canton Ticino ed altri paesi civili.
Buona festa dell'ascensione, scrive un ascoltatore. Un buongiorno che ricambiamo. E poi Cainarca, dovresti andare a lavorare a Radio Radicale, tanto la difendi. No, io voglio andare a lavorare all'Unità, diretta da Belpietro, che è la prossima novità editoriale. Ti veniamo a riprendere col forcone, dice un altro ascoltatore, a proposito del fatto che io andrò a lavorare all'Unità. Finalmente vado a lavorare all'Unità. Fabrizio da Sabbio Chiese: Bolognetti non ha fatto il finto sciopero della fame quando ha chiuso il giornale La Padania o quando la nostra radio ha chiuso l'FM, la stessa ha perso migliaia di ascoltatori. Solo quando toccano il loro portafoglio allora parte la difesa dell'informazione. Falso e patetico che la smetta, chieda soldi al mercato, poi alla fine i radicali non li vota nessuno. Altro messaggio: ha assolutamente ragione Belpietro, ne parli male per difendere i furbacchioni di Radio Radicale. E poi c'è un altro messaggio intelligente: vaffanculo a Bolognetti, covo di trombati, terrone di merda. Direttore Cainarca, scrive Paolo da Valenza, mi illumini. Su testate giornalistiche come Repubblica e Il Foglio, rispetto al Libero e il Giornale, spesso e volentieri noto forti differenze sulle esposizioni dei fatti. Basandomi sulla sua esperienza giornalistica, devo spiegarmi il confine tra linea editoriale e fake news. Questo è un bellissimo dibattito che possiamo fare a porte chiuse. Se Matteo salva Radio Radicale, i sinistri faranno di tutto per chiuderla, scrive un altro ascoltatore. Poi abbiamo 22 secondi di audio messaggio. Chiedo cortesemente di togliere via questi arabi all'inizio di Dentro la Notizia. Io non ne posso più, non so gli altri. Io non ne posso più di sentire sempre questo discorso, grazie, e non voglio dire altro. Quella lì era lo storico signore che parlava con Matteo Salvini, conduttore di questa radio, e poi è stato aggiornato 2.0 a un immigrato bengalese non arabo, non musulmano, che dice la sua oggi, nel 2019. Ciao Putei, Lucio da Treviso e il Beppe Fasoio Reader. Il sottosviluppato e incolto Gino di Ostia legge con piacere gli iscritti dei sommi bardi intellettuali come Gardner, Gadlerner, credo, Cooperlo, Cacciari, con la mezza specie di non lo so, questa è una roba che non ho capito niente, un po' delirante. Lorenzo, il pignatone del quale si parla in questi giorni è lo stesso che sentiamo nel jingle che fate sentire? Sì. 24 secondi di audiomessaggio, gli altri messaggi e poi apriamo le linee di nuovo. Ciao Paolo da Brescia, ti ascolto sempre, molto simpatico e sei molto preciso nella trattazione di qualsiasi argomento. Quando riuscirai a organizzare con la Regione Lombardia per la storia degli invalidi e le detrazioni, ne sarò contento. Grazie, ciao. Grazie a te, ne parleremo. Il lavoro lo creano le imprese e non lo Stato, servono investimenti e non solo sussidi. Emma Bonino all'ANSA ci manda quest'altro nostro ascoltatore. Radio Radicale può fare autofinanziamento come RPL, scrive Silvio da Torino, o no, se no finanziamo tutti, che non sarebbe mica male. Intanto cosa c'è ancora da segnalare? Trump vuole inserire lo studio obbligatorio della Bibbia in tutte le scuole. Cosa ne pensate? C'è un post poi lungo. E un no al Gay Pride a Disneyland Paris. Ho firmato una petizione intitolata No al Gay Pride a Disneyland Paris, scrive il nostro ascoltatore. Possiamo fermare questo disegno di distruzione del nostro paese e parlare del fatto che Renzi Gruber, Feltri del Fatto Quotidiano sono stati chiamati dal famigerato gruppo Bilderberg? La prego mi lega quei messaggi che molto incutono terrore a molti degli italiani. Mary. Come si fa a fare la flat tax a 50.000 euro di reddito? Noi operai arriviamo a 20.000, per noi fino a 50.000 familiari oltretutto. Noi operai arriviamo a 20.000. Per noi piccoli operai serve 20.000, no 50.000. Salvini deve fare per noi piccoli operai ciumbia, scrive Michele, infatti fino a 50.000. Cooper lo ricordi che se mette il suo deretano su un'auto blu è grazie a chi ha solo la terza media. E ancora un altro messaggio: mai chiudere le voci qualunque siano, compresa Casa Pound, anche se non ci piace per qualche idea. Comunque non ci devono essere idee più buone di altre, solo i fatti possono condannare in base alla legge. Ci sono altri messaggi, li leggiamo tra poco.
Sì, lo so che per realizzare tutti i progetti della Lega per l'Italia non bastano certo 2 parole, ma il 2 per 1000. Gli italiani sanno tutto e sanno pure che il codice per destinare alla Lega il 2 per 1000 è D43 e che lo si deve scrivere sulla dichiarazione dei redditi. Donar il mio solo pensiero, firma www.2per1000lega.it. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Grazie da tutta la squadra. Grazie Italia. Useremo bene la vostra fiducia. Primo partito in Italia, si cambia in Europa. Grazie da tutta la squadra. Allora, torniamo ai messaggi, poi riapriamo le linee, ce ne sono diversi ancora. Io non seguo Radio Radicale, ma anche non troppo tempo fa mi sono sintonizzata su Radio Radicale per seguire le manifestazioni della Lega che la TV di Stato ha appena sfiorato, scrive un altro ascoltatore. Buongiorno, un altro ascoltatore ancora. Oggi su Agora invocavano lo spread. Noi ci godiamo questo momento, grazie a tutti, Salvini Premier. Sono preoccupato, scrive un ascoltatore, per la sorte della validissima Mogherini. Altro messaggio via WhatsApp: sicuramente non c'è differenza tra fake news e linea editoriale nei giornali stile Repubblica. E ancora in WhatsApp: pluralità e libertà di informazione sacrosante, ma i radicali alquanto ambigui. Finanziamento pubblico ai partiti no, quindi la politica deve vendersi agli interessi altrui, soldi pubblici a loro sì, perché devono essere liberi. Di trovarsi finanziatori privati no? E ancora dal messaggi WhatsApp, perché Rita, per quello che riguarda Di Maio, una sconfitta, l'ha riportato sulla terra leggermente sgonfiato e meno sfottone nei riguardi di Salvini. E infine, al posto dell'arabo che parla alla mattina, fai sentire l'imitazione che ne fa il Pinti, dice Lorenzo. E l'ultimo no, ancora 4 messaggi WhatsApp: finanziamenti a tutti in base al servizio che offrono, Emiliano. Insisti troppo con Radio Radicale, che è servita a promuovere aborto, droga, famiglie distrutte e altre nefandezze, con la scusa della libertà di espressione, che non è altro che libertà di diffondere porcheria, peraltro non in linea con la Lega, tantomeno Salvini e i suoi elettori. Nessuno tocchi Caino, ma bisogna uccidere Abele per loro, dice un ascoltatore. Papa Francesco sarà il prossimo esponente di Radio Radicale, è contro le radici cristiane e la vita, non dice nulla nei confronti della violenza in generale, è una vergogna. Infine abbiamo un audiomessaggio. Le amiche di Magenta, Adri scrive, approvano, ringrazio e saluto, audiomessaggio e poi linee aperte, 02 66 20 35 29. Buongiorno signor Cainarca, sono Alessandro da Brescia. Non so se le è arrivato il messaggio che l'ho spedito ieri, in caso, vabbè niente, per chiederle se per caso le era arrivata la mail che le avevo mandato, riguardante Pietro Ratto. Sarebbe interessante, magari se può, ovviamente deciderà lei, intervistarlo, facendogli parlare appunto anche del suo libro, che a quanto pare è stato vendutissimo ma nessuno ne parla, che riguarda i Rothschild. Niente, così almeno la gente secondo me potrebbe anche capire cosa c'è dietro al debito pubblico. Grazie, buongiorno. Bene, grazie a lei. Altre 2 telefonate sono in attesa, abbiamo riaperto le linee allo 02 66 20 35 29. Pronto? Giulio, sono Nando. Buongiorno Nando. Ma io c'ho un po' di conflitto di interesse con Radio Radicale, perché vengo da una famiglia sempre stata di sinistra fino alla fine degli anni 70, quando ci siamo schifati tutti, giovani e meno giovani. Nell'84, dovendo votare per qualcuno, ho votato per Enzo Tortora e ho continuato a votare da quelle parti lì fino all'89. Per intenderci, quindi c'è un bel conflitto di interesse. Una domanda che vorrei fare al giornalista di Radio Radicale: se esistono ancora persone stipendiate da Radio Radicale, fra cui 100 che ha nominato, che lavorano 2 ore al giorno a Radio Radicale e 8 al partito, perché se i soldi finiscono anche per finanziare lui e quelli che lavorano al partito non va tanto bene. Per il resto, tagliando molto le spese, facendo una piattaforma comune per tutte le radio, come diceva WhatsApp, forse qualche cosa si può dare. Ciao. Bene, ti ringrazio. Intanto c'è un'altra telefonata, 02 66 20 35 29. Pronto? Sì, buongiorno, sono Luigi da Milano. Prego Luigi. Io volevo semplicemente parlare del tipo di informazione
che lei fa nella sua rassegna stampa, nel senso che è assolutamente vero che a chi non piace può tranquillamente cambiare radio, spegnere radio, eccetera, ma comunque credo che sia un dovere essere completi nell'informazione. Circa ad esempio il fatto che il 1° giugno vengono rinnovate dalla sedicente Unione Europea le sanzioni contro la Siria, che è evidente che come al solito esentano le zone occupate dai tagliagole dell'ISIS, protetti da Stati Uniti, Turchia, Israele, eccetera, eccetera. Ma la cosa... C'è un articolo oggi su questo, su qualche giornale? Non ne ho la più pallida idea, ma in qualsiasi caso non esistono. Si chiama rassegna stampa perché leggo gli articoli dei giornali. Sì, ma non è che me li invento io. La rassegna stampa e anche la stampa online e anche la stampa che diciamo che non riguarda soltanto i cosiddetti quelli che voi chiamate. C'è qualche articolo online su questo? Ma io non ho la più pallida idea, so che l'ho letta nei giorni scorsi su uno dei siti online che dà un altro tipo di informazione rispetto a quelle della Sera Repubblica. Ma la cosa che invece mi sembra che sia comparsa e che lei non ha assolutamente detto, è la cosa più divertente, è che il capo degli elmetti bianchi, che praticamente sarebbe la protezione civile dei tagliagoli dell'ISIS, è stato ricevuto e premiato dal centro Wiesenthal per la memoria del Dov'è questa bella notizia che vado a leggerla subito? Se la va a vedere su Google la trova sicuramente. Il centro Wiesenthal di New York ha premiato questo signore che ha ricevuto pure 5 milioni di dollari da parte del governo degli Stati Uniti. Il centro Wiesenthal, mi scusi, premia il tagliagole dell'ISIS. Premia il tagliagole dell'ISIS? Sì, mi dica come devo cercare su Google, che lo sto cercando. Vabbè, se lei vuole metterla su questo piano qui, no, mi dica, lo sto cercando. Faccia pure tranquillamente. Resta comunque il fatto che la inviterei, oltre ad avercela con Gallerner, che personalmente io ritengo, voglio dire, un ultras. No, ma scusi, con la comunità ebraica italiana. Pronto? E chiedere spiegazioni rispetto a queste Pronto? Sì, dica. Su Google cosa cerco? Centro Wiesenthal premia tagliagole dell'ISIS. Lo sa perfettamente cosa deve No, mi dica lei. Saluto, caro dottor Cainarca. Caro amico, lei fa tante belle parole, poi quando le dico sto cercando su Google, mi dica il nome. Chi è che ha premiato il centro Wiesenthal? Se io scrivo su Google adesso in questo momento centro Wiesenthal premia tagliagole dell'ISIS, non viene fuori una beata cippa. Caro amico, se lei mi dava l'indicazione giusta, io trovavo la fantastica notizia. Fare una rassegna stampa di notizie inesistenti è un po' difficile. Poi possiamo inventarcele, perché per carità, la fantasia talvolta non mi manca, dipende dai giorni, però magari oggi sarei riuscito ad inventarmi delle notizie molto belle, molto interessanti per chi ascolta. Peccato che fossero inventate. Non so se questa roba è inventata o meno, perché il centro Wiesenthal che premia il tagliagole dell'ISIS, forse negli incubi di qualcuno esiste. Su Google no. Per il momento. Se poi lei mi dice il nome del premiato, magari andiamo più sul preciso. Richiami, che siamo a disposizione sua. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Sono Antonella da Monza. Ieri, per curiosità, sono andata sul sito dell'Osservatorio del Movimento 5 Stelle e ho visto che si dava la colpa del crollo del Movimento 5 Stelle anche alla Giulia Grillo, che spero che venga sollevata dall'incarico immediatamente, l'incarico di ministro della salute, perché è un'assoluta incapace che va eliminata. Infatti c'erano più di 100 commenti, sono stata proprio a leggerli tutti, e la maggior parte dicevano che non avevano più votato 5 Stelle ma erano passati proprio alla Lega, perché non è stata cambiata subito dopo le elezioni la legge Lorenzin. Così, dopo più di un anno, dal 4 marzo 2018, i bambini sani non vaccinati perché i loro genitori hanno applicato il principio della precauzione, non possono ancora entrare nella scuola dell'infanzia. E questo ha fatto arrabbiare molta gente, perché viene toccata la libertà dei loro figli, la cosa più importante che hanno i loro figli, è la loro libertà. E poi è questa personaggio qua, cioè la Giulia Grillo, che per me si chiama Giuda Grillo, perché ha proprio tradito tutti, è anche maleducata, perché ha detto
che i danneggiati da vaccino non esistono, offendendo tutti quei bambini, i loro genitori e anche i militari, perché molti militari sono stati danneggiati, hanno avuto questa brutta disgrazia. E poi è anche bugiarda questa persona qua, perché diffonde false notizie sull'epidemia come quella del morbillo, che non esiste, perché io chiedo a qualsiasi persona andare all'ospedale a vedere se ci sono persone malate di morbillo fuori dagli ospedali, dentro, da qualsiasi parte. Non ci sono malati di morbillo, questa è un'invenzione dell'OMS che è finanziata dalle case farmaceutiche. Per non parlare poi del fatto che questo personaggio qui, cioè la Giulia Grillo, non sta tutelando la salute pubblica. Dove sono io voglio sapere. Allarme morbillo, tra gli adulti record di contagi. Il Corriere della Sera in cronaca milanese stamattina. Il morbillo torna prepotente a Milano, così come in tutta Italia e nel mondo, ma sicuramente è una fake news. Meglio Vivaldi, il concerto RV 443 con un flauto meraviglioso, in questo caso Maurice Steger e la Cappella Gabetta eseguono il concerto. Poi abbiamo altri messaggi dei quali dare conto, oltre a una telefonata. Poi ci fermiamo un attimo, di nuovo riapriamo le linee tra pochissimo. Pronto, Giulio. Buongiorno. Giulio, ciao, sono Claudio Di Chignolo. Dimmi Claudio. Da tempo un po' critico, non per te, per il tuo giornalismo, per la tua rassegna stampa, ma per la tua conduzione. E vedo che anche tanti altri ascoltatori seguono la mia linea. Meno male, non vedevo l'ora. Meno male no. Sì. Retta, perché insomma in qualche modo cerchiamo di darti dei suggerimenti. Io di radio ne capisco, l'ho seguita dalla sua nascita, conosco anche diversi direttori di altre radio, quindi so come va condotta la radio. Secondo me tu dovresti fare tantissima rassegna stampa, ma dovresti cambiare il tuo modo di fare il direttore, o perlomeno dovresti cambiare il palinsesto. Per dire, Radio Radicale, con tutto il rispetto che ho, io a Chignolo ho seguito le dirette del Parlamento della Padania, no? Lo conosco molto bene, ci ha fatto un servizio spettacolare, quindi tanto di cappello per questo. Hanno ricevuto tantissimi finanziamenti, adesso anche loro si devono arrangiare come da anni si arrangia a Radio Padania. Con questo non voglio dire che debba essere chiusa e mandati tutti a casa, ci mancherebbe, perché si tratta sempre di lavoro. Per il discorso di Erba, anche lì tu da giornalista d'inchiesta quale sei, molto bravo secondo me, non ci sono altri argomenti da seguire, da applicare, eccetera. Mi sembri abbastanza ultimamente monotematico. Ma scusa, ma quanto tempo è che non parlo di Erba, primo? Secondo, ne hai parlato anche 2 settimane fa. Ascolta, quante puntate hanno fatto le Iene? Quante puntate hanno fatto le Iene? Quante puntate hanno fatto le Iene? Le Iene sono ben finanziate e ben pagate. Noi Radio Padania cosa c'entra? La radio e cosa c'entra? Cosa vuol dire? Non ci sono altri argomenti da affrontare secondo te? Ma ce ne sono milioni. Ascolta, trovami 5 giornalisti che lavorano gratis e te ne affronto altri milioni. No, ma sei tu il giornalista bravo, sei anche il direttore della radio. Ho capito, poi cosa faccio? Prendo la scopa e vado a pulire in bagno, giusto? No, per carità, non vai a andare a pulire il bar, devi fare quello che sei capace di fare. Il giornalista, secondo me, ma poco bene il Guarda direttore, che cantare, portare la croce, pulire il bagno, non si riesce tutti insieme a farlo. No, ma hai detto che sai suonare molto bene il piano. Ecco, mancherebbe solo quello. Vado a Baggio a suonare l'organo piuttosto. Ecco, non è male. Esatto. Ciao, buona giornata. Buona giornata, direttore. Abbiamo un'altra telefonata. Pronto? Buongiorno. Pronto? Pronto. Buongiorno. Buongiorno a lei. Senta, dunque io volevo parlare un po' di cose serie, nel senso si continua a parlare giustamente Meloni Lega, perché sostanzialmente sono 2 movimenti nazionalisti, cioè che in primo posto viene la dignità di un popolo, che non è la dignità di uno Stato. Ora, la Meloni sappiamo di che è nazionalista centralista,
lei deve spiegare, la Meloni, per rimettersi con la Lega, se è una nazionalista, come si chiama, mamma mia, che dà l'autonomia alle regioni, ossia federalista, perché Mussolini, che cercava di mandare i militari dal Friuli alla Sicilia e dalla Sicilia al Friuli per creare un popolo, questo qua in Italia non sarà mai possibile, per cui loro devono chiarire se è un nazionalismo federalista o se è un nazionalista centralista. Nazionalismo, primo. Secondo, se mi permette un'altra osservazione, tutti parlano, il capo dello Stato, il Papa, che i nazionalisti hanno creato le guerre. I nazionalismi, le guerre, le hanno subite, non create. E le spiego il motivo. La seconda guerra mondiale, che sappiamo bene che è nata sul trattato Francia-Inghilterra-Polonia, che se la Polonia fosse stata aggredita, loro si sentivano autorizzati a dichiarare guerra alla Germania. Così si è svolto il fatto. Ma dato che la Polonia si è spartita con un trattato tedesco-russo, mi devono spiegare per quale motivo hanno dichiarato guerra alla Germania e non alla Russia. Per cui, perché erano imperialisti, questi sono i cosiddetti imperialisti che dal Settecento... Bene, sintesi. Devo auspicare per tutti quelli che chiamano la sintesi, perché sennò non andiamo a capire. Non andiamo a casa. Spiegare si è già spiegato abbastanza. No, va benissimo, dottore, lei mi ha permesso questo intervento. No, ci mancherebbe altro, no, però amici siate più brevi, perché sennò non andiamo veramente a casa più. 02 66 20 35 29, una telefonata, poi svariati messaggi. Pronto, buongiorno, mi chiamo Egidio, chiamo da Milano. Buongiorno. Volevo farle i miei complimenti, signor Cainarte. Sì. Lei, in dubbio, ha delle capacità, piace a molti. Una delle cose più difficili semplicemente è avere a che fare con, chiamiamola l'utenza, il pubblico, gli utenti. Purtroppo fa parte del mestiere. Il suo limite è quello. Basta. No, sai qual è il mio limite? Che non mi tengo più niente in bocca, perché mi sono rotto le scatole di fare il corretto, capisce? Esattamente. Io dico quello che penso, e penso che sia una manifestazione di onestà anche verso di voi. Sì, no, non è vero, nel senso che lei può dire quello che pensa in un suo angolo, in una sua rassegna. Quando uno chiama, se le linee sono aperte e affronta un argomento, ma poi sono sfumature. No, mi spiace, non sono d'accordo. Una cosa sola piccolissima. Lei mette su Azzurro di Paolo Conte. Sì. No? Allora ha fatto un'ottima scelta. Lei metta sulle canzoni come di palinsesto e basta, senza per forza dire, mi ricordo perfettamente, a lasciare intuire che è meglio questa che quella di Celentano, perché poi la gente a casa dice: ma perché il Celentano si va contro il Celentano? Uno fa il suo palinsesto, fa le sue scelte, propone e finisce lì. Mi scusi, ma chi ha detto niente contro il Celentano? No, non ho capito, no, mi sono espresso male. Lei non ha detto furbescamente niente contro il Celentano. Cioè uno addirittura non parla. Mi faccia parlare. Mi scusi, però dialoghiamo, no? Capito? Sì. Lei addirittura dice: siccome non l'ha detto, allora gatta ci cova. Figuri se l'avessi detto. Cioè, ma si rende conto il ragionamento? Siccome non l'ha fatto, allora io sospetto che furbescamente. Aspetti, perché io sono al telefono, faccio fatica, la sento anche male. E anch'io la sento al telefono, siamo uguali. Io ricordo perfettamente che lei disse: tra 1000 versioni è quella che preferisco. Va bene? Ma questa è una stupidata che vado a prendere. E allora? Uno che fa. Lei ne preferirà un'altra, quindi? No, ma lei è nella posizione in cui i suoi pensieri, a volte, quando c'è la linea aperta, per esempio, io sto facendo polemica con lei, sì. Ma giustamente a me cosa mi interessa? Metto giù, vado avanti a lucidare quello che sto lucidando. No, vuol dire, lei, una delle cose più difficili è aprire le linee e parlare col pubblico. Guardi che è dal 97 che lo facciamo qua, lo faccio anch'io. No, senta, ne ho prese tante di valanghe, di roba bella, brutta, eccetera. È normale, è normale. C'è gente che reagisce diversamente da lei. Uno come lei, sa chi era? Portelli.
era in gambissima, ma Ortelli non sopportava niente. Scusi, io non è che non sopporto niente. Il suo limite per me è avere a che fare con gli ascoltatori. Infatti, e io lo dico da un altro punto di vista, dico la stessa cosa. Buona giornata. Ci siamo intesi, perché da un altro punto di vista io dico la stessa identica cosa. Il mio limite purtroppo è avere a che fare con gli ascoltatori, e stavolta il purtroppo ci sta. Perché sinceramente, ma è anche divertente, perché seguire certi ragionamenti è divertente, ed è anche un bel termometro, perché rispetto a 22 anni fa credo che siamo molto migliorati qua come discorso medio, questo qua mi tirerà un altro genere di simpatia ancora, però quello che io dico è una cosa molto semplice. Allora, se qualcuno mi conosce da un po' o da tanto, sa che sono come sono, sono così esattamente come sono fuori dalla trasmissione, e lo può testimoniare Giulio Cesare Carnelli, che mi conosce da quell'epoca là, da 22 anni. Furbescamente non è certamente l'aggettivo giusto. No, furbescamente proprio non ci siamo. Se c'è una persona che non fa il furbo, credo di essere io, ma per scelta, anche per comodità e per mia decenza, perché alla mattina non mi piace non sputarmi in faccia quando mi vedo allo specchio, quindi se uno che non fa il furbo, ok. Adesso, dopo tanti anni, posso permettermi una cosa molto, molto chiara, ancora più chiara di prima, di essere ancora più come sono. Quindi le cose che penso le dico, sono sottoponibili al giudizio di chiunque, e questo bene, perché genera anche discussione. Quello che penso lo dico senza remore, senza troppe remore, diciamo così. E questo credo che sia una qualità, non un difetto. Comunque, ognuno la vede a suo modo, però è bello. Tu non l'hai detto furbescamente, però lo hai lasciato quindi diciamo che la malevolenza in questo caso è esclusivamente nell'orecchio del signore che ha appena chiamato, non in altro, perché con questo metodo io potrei furbescamente attribuire a chiunque potrei attribuire atteggiamenti furbeschi a qualsiasi individuo o soggetto. Intanto dobbiamo dar conto di messaggi che sono arrivati svariati. Ricordiamo a Cooperlo che per porre una banale X sul simbolo di un partito non occorre né un dottorato né un master, scrive Andrea giustissimamente. La politica non avrebbe bisogno, Max, di tutta questa pletora, basterebbe darla a disoccupati e pensionati a tempo perso, a posto siamo. Radio Casta Radicale, il miglior programma la domenica, 14.30, conduce Oliver Benetton Toscani, un opinionista serio, educato e imparziale, come tutti i radicali. Caro Salvini, scusa l'accostamento, Marcione e Merkel ci hanno indicato la strada, facciamo una Confederazione Europea di Stati Liberi. Antonietta, Oliviero Toscani merita una denuncia, non è possibile sopportare la fogna di insulti dalla sua bocca. Ancora, sembra che una nostra nave soccorra 80 migranti, dove li porterà in Libia, in Tunisia, Malta, quali porti vicini o ancora sempre in Italia, dimostrando che non cambia ancora nulla. Per carità, continua così, la storia di Erba non è solo un processo, scrive Brunella, è qualcosa di più. Il tuo modo di approfondirla fin dall'inizio mi ha aperto gli occhi su tanti problemi come cittadina, scrive Brunella. La Chiesa seguita, purtroppo Di Maio e 5 Stelle, siamo ai WhatsApp, non vogliono rendersi conto che non premia più puntare sulla lotta alla corruzione, occorre mettere in campo idee innovative e collaborare con la Lega, temo che non ci riusciranno. Altro messaggio, Lella, la Chiesa seguita a mettere becco nella politica, Cristo disse agli apostoli di divulgare la sua parola e farsi pescatori di anime e non di elettori. I novelli apostoli portano il Vangelo agli islamici che arrivano in Occidente col subdolo proposito di uccidere il cristianesimo. Quante sono le conversioni ad oggi? Non basta inginocchiarsi a baciare i piedi. Rosi da Monza, chi di vaffanculo ferisce, di vaffanculo perisce. E poi ancora Rosa, un'altra Rosa. Comunque sia, in democrazia è giusto che Radio Radicale esista come tutte le altre radio di partito, posso usare il nostro metodo, gli si può spiegare. Sempre dal WhatsApp un breve audio. Radicali? Quelli che sono andati a Bruxelles chiedendo che gli immigrati venissero sbarcati tutti in Italia? E l'ha fatto in tanti, di diverso colore, il famoso trattato di Dublino. Non so